3 anni fa qui si stava per affrontare una delle più grandi tragedie, se non la più grande tragedia che ha colpito il Veneto, dal punto di vista sanitario sicuramente, oltre 16.500 morti, ma è stata una tragedia che abbiamo vissuto assieme. Torna sul luogo simbolo dell'emergenza Luca Zaia e lo fa per l'intervista rilasciata al direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli in quella sede della Protezione Civile a Marghera per lunghi mesi, punto di riferimento per milioni di veneti e non solo. Dice di non ritornarci a cuor leggero Zaia, ricordando i bollettini quotidiani fatti di numeri spesso tragici. Il pomeriggio di 3 anni fa il presidente si trovava nei nostri studi di San Biagio di Callalta. Erano penso alle 5 del pomeriggio, noi stavamo registrando da voi, da lei, e arrivò la notizia, la fatidica notizia: abbiamo il primo paziente Covid. Allora si diceva abbiamo il primo paziente che ha il coronavirus. Noi eravamo preparati, ricordo fra l'altro che il Veneto era l'unica regione in Italia che aveva il piano pandemico, altro oggetto di grande discussione a livello nazionale se non internazionale. Bene, ho detto, vi do decreto e quindi su mia responsabilità firmo che si facciano i tamponi a tutti i cittadini di Vo. Apriti il cielo. E subito mi hanno detto: guardi Presidente che lei rischia perché ci sarà la Corte dei Conti, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che il tampone lo si fa solo a chi è malato, ai sintomatici. Scelte che Zaia rivendica accanto alla chiusura dell'ospedale di Schiavonia e alla dotazione di tende riscaldate fuori dai nosocomi per il triage, tutte misure di sanità pubblica, così come la somministrazione massiccia dei test rapidi, inevitabile un riferimento al relativo caso giudiziario. E addirittura c'è il processo. No, guardi, io di questo non parlo, è meglio che non parli. E devo solo dire che il dottor Rigoli è stato eccezionale. Devo dire solo che io e il dottor Rigoli, che sia chiaro a tutti, quando non ce l'avevo a lavorare qui, sabato e domenica, e ci andavo spesso, andavo non a casa sua, non al ristorante, in laboratorio, giorno e notte. Cosa resta di una pandemia non ancora del tutto alle spalle? È presto per dirlo, ma una prima lezione può essere tratta. Ci ha insegnato che possiamo essere comunità, che ci ha segnato, non solo insegnato, ma ci ha segnato tutti. Vediamo anche i giovani come sono stati. I ragazzi sono stati eccezionali. Secondo me i ragazzi sono stati quelli che più hanno sofferto e più hanno seguito le indicazioni.